Buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento della definizione della nuova agenda digitale del Veneto 2025. Oggi siamo presso l'Innovation Lab di Verona, 3700 Lab, e ci occuperemo del tema mobilità e trasporti. Quindi lascio subito la parola al vice sindaco Luca Zanotto, che è collegato con noi e che ci presenta l'iniziativa dell'Innovation Lab e ci porta i saluti istituzionali. A lei, vice sindaco. Due sono un po' le prospettive che anche il nostro PNRR ci dà in campo tecnologico. Uno, per migliorare quella che è l'interfaccia e migliorare la logistica dei trasporti. I nostri uffici infatti stanno proprio lavorando con l'architetto Pezzuto, che poi sentirete nell'ambito di quello che è l'evento di oggi, per migliorare quella che è la centrale operativa, per introdurre nuove tecnologie che consentono il monitoraggio della flotta piuttosto che il monitoraggio della mobilità in termini generali all'interno di quella che è la nostra città. Questo per creare il secondo presupposto, che è poi il lavoro grosso che faremo in sinergia, in forte sinergia con la Regione Veneto, che è quello di arrivare a offrire un'agevolazione ai cittadini nell'ambito di quella che è un'interfaccia unica che possa dare supporto per i propri spostamenti, per quella intermodalità di spostamenti che i nostri cittadini fanno oggi, sia per i propri percorsi casa-lavoro e casa-scuola, che sono, diciamo, i due ambiti più importanti che coinvolgono il trasporto pubblico locale. Ricordo solamente che l'80% degli abbonati al trasporto pubblico locale in ambito urbano sono di fatto studenti che si reggono tutti i giorni da casa a scuola e da scuola a casa. E soprattutto per quello che è lo sviluppo di quella piattaforma MaaS che è Mobility as a Service, che significa poi arrivare insieme in stretta sinergia appunto con la Regione a quello che vorrà essere un obiettivo assolutamente importante, che è quello del biglietto elettronico, che possa dare appunto un'ulteriore interfaccia dal punto di vista smart, dal punto di vista elettronico, ma dal punto di vista della facilitazione per i nostri cittadini rispetto a quelli che sono i propri spostamenti. Oggi ci stiamo muovendo sempre di più rispetto a queste nuove tecnologie, perché sono inclusive nell'ambito di quello che è il trasporto pubblico locale, e lo saranno sempre di più, come stavo dicendo, ma lo sono già nella realtà su tante altre piccole strutture che noi vediamo all'interno della nostra città, che oggi sono collegate al mondo appunto dello sharing piuttosto che della micromobilità. Su questo ci ha dato proprio là nel tentare di sviluppare come ruolo del digitale all'interno della mobilità, perché non vuole essere solamente spostamento, ma vuole essere anche cura, maggior cura del cittadino attraverso dei servizi smart. Io vi ringrazio, scusate se ho aperto anche questa parentesi sul mondo del digitale, ma sono tanti e ambiziosi i progetti che stiamo seguendo anche al nostro interno e che vorremmo sempre di più, lavorando in sinergia appunto con gli altri enti, sviluppare nel futuro. Grazie e buon lavoro per tutt'oggi. Grazie al vice sindaco Zanotto che ha esplicitato molto bene anche i collegamenti tra mobilità e digitale, mobilità, trasporti e digitale. Assessore Calzavara, questo è il terzo appuntamento di questo tour che ci vede impegnati attraverso il Veneto. Che cos'è la nuova agenda digitale, che prospettive abbiamo e come la vogliamo costruire? Grazie, un buongiorno a tutti. Terzo appuntamento dopo Rovigo e Vicenza. Oggi siamo a Verona per conoscere anche fisicamente questi luoghi, capire come poi questo progetto sta prendendo forma attraverso la capacità di inserirsi anche in contesti urbani come quello che viviamo oggi. Quindi ringrazio il vice sindaco e tutta l'amministrazione di Verona per aver trovato dei luoghi che abbiano la capacità di integrarsi immediatamente con un'altra offerta che ho visto, quella teatrale piuttosto che altro che fate all'interno di 3700, e credo che questo sia un bel luogo dove effettivamente poi si abbia la capacità di creare questa innovazione che speriamo gli Innovation Lab portino all'interno della regione del Veneto, per tentare di far uscire anche nuove energie che abbiano la capacità di essere propositive da questo punto di vista in un mondo in continua evoluzione. E quindi una regione che è all'avanguardia da questo punto di vista in termini di capacità di proposte e che spera, insieme con le amministrazioni comunali, attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di riuscire
a utilizzare al meglio queste risorse per cercare di portare avanti quel processo di acculturazione digitale che è fondamentale per la nostra regione. Riuscire a creare sempre più competenze digitali, cittadini digitali che utilizzino al meglio tutte le risorse che la regione e i comuni possono mettere a disposizione è un po' l'obiettivo primario, credo, dei prossimi 5 anni. Per far questo bisogna cercare di avere delle amministrazioni che siano vicine, amministrazioni di città importanti come Verona, ma anche quelle che hanno condiviso questo percorso con le palestre digitali, che crediamo possono essere uno strumento estremamente interessante proprio per cercare di gemmare questa idea non di un luogo singolo, ma che possa essere effettivamente rappresentativo di una volontà di una regione che propone dei progetti, ma che deve avere dall'altra parte anche la capacità di ascoltare. E quello che stiamo facendo con Agenda Digitale 2025 è proprio questo: cercare di riuscire a avere, come dicono quelli bravi, bottom up, quindi al di là del pensiero che può avere la regione, sentire quelli che sono i bisogni del territorio e cercare di trasformarli in progetti concreti che possano permettere sempre di più di avere una regione capace, secondo noi, di essere quello che dovrebbe fare una regione, un grande aggregatore di dati, capace di cogliere tutte quelle che sono le opportunità, i sensori, le cose che già esistono nel nostro territorio. Sentivo le esperienze del Comune di Verona, ma poi sentiremo quelle del CAV, sentiremo quello di Veneto Strade, quindi tutta una serie di attori che sono già presenti nel nostro territorio veneto e che devono essere messi a sistema, e la Regione si pone un po' questo obiettivo di avere sempre più la capacità di aggregare dati, di interpretarli e di poterli restituire alle amministrazioni locali per fare le migliori scelte possibili. Per far questo c'è naturalmente bisogno di una forte convergenza tra digitale e cose vere, più come dire, tangibili, come l'asfalto piuttosto che come un nuovo bus, e qui ho il piacere di salutare la vicepresidente De Berti, che si sta occupando da tempo di questa cosa. Al termine della scorsa legislatura abbiamo approvato il piano regionale dei trasporti, che era il grande master plan, ma adesso ci sono tutti i piani che avranno la capacità di riuscire effettivamente a dare delle risposte molto più puntuali e concrete ai bisogni. E io spero che questa convergenza tra digitale e lavori pubblici e trasporti possa effettivamente consegnarci un Veneto capace di migliorare le performance di percorrenza, performance anche di utilizzo di quelli che sono i nuovi mezzi di trasporto, soprattutto in città storiche come Verona, penso Vicenza, penso Padova, che hanno bisogno di avere anche innovazione nei trasporti. Quindi con questo obiettivo, con l'idea di andare a raccogliere nuove idee, ci poniamo a disposizione delle amministrazioni locali. Nel corso dei prossimi mesi sicuramente avremo la capacità di raccogliere nuove idee e di proporre al Veneto un'agenda digitale che deve avere, da questo punto di vista, secondo me, e ho condiviso questa idea che un'agenda digitale non può essere quella che abbiamo fatto sul consumo del suolo nel 2050, ma deve essere un'agenda digitale che abbia la contemporaneità di rispondere dei bisogni e una visione di breve, perché fra 5 anni nessuno di noi sa quale sarà il social che utilizzeremo, e quindi è inutile fare grandi proiezioni del digitale fra 10-15 anni. Cerchiamo di avere la capacità di interpretare in maniera veloce quelli che sono i bisogni di questo momento, e credo che la Regione del Veneto abbia uomini, risorse, speriamo qualcosa di più, attraverso un utilizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che effettivamente veda nell'amministrazione regionale e nelle amministrazioni comunali i soggetti capaci di spendere bene i soldi e di farli arrivare immediatamente ai cittadini. E quindi con questo obiettivo, insomma, ci poniamo a disposizione di tutti voi per creare le migliori condizioni per far sì che il Veneto sia contemporaneo nei bisogni digitali, abbia una visione importante, ma possa mettere in sinergia anche tutte le altre opportunità e risorse che il Veneto ha, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, e su questo ve ne parlerà naturalmente la vicepresidente De Berti. Grazie a tutti. Grazie all'assessore Francesco Calzavara. Lascio quindi la parola al vicepresidente De Berti, che è stata più volte richiamata, soprattutto su questo tema della convergenza breve tra mobilità, trasporti e digitale, e sulla capacità anche di riuscire a dare risposte nel brevissimo termine. A lei, vicepresidente.
Allora, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito. Per me è un piacere essere qui oggi, soprattutto per affrontare un tema così trasversale ed affascinante come il ruolo del digitale nel mondo dei trasporti e della mobilità. Già questo tema è affascinante perché riguarda comunque la quotidianità di ognuno di noi, già di per sé, non riguarda solo quello che è il mondo produttivo, ma tante volte non ci pensiamo, ma quando pensi allo spostamento di merci e di persone, ogni nostra decisione va ad incidere sul sistema della mobilità. Parlare di ruolo del digitale a Verona diventa ancor più interessante perché Verona ha una caratteristica, a differenza di altre città del Veneto, che si trova di fatto all'incrocio tra due corridoi. Vi do solo un dato: pensate che di tutti i valichi transalpini i transiti di merci tra l'Italia e l'Europa e viceversa si parla di 203 milioni di tonnellate di merci che si muovono, e 49 milioni di questi 203 milioni di tonnellate vanno in Europa passando per il Brennero. Quindi, giusto per farvi capire, quando parliamo di trasporti e di mobilità, di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di numeri grandissimi. La città di Verona si presta molto, al di là dell'incrocio dei due corridoi, veramente per fare un'analisi e vederla un po' come città pilota di tutto ciò che può essere digitalizzato. Abbiamo un aeroporto, abbiamo l'Interporto, che è tra i primi posti, al secondo posto a livello europeo, abbiamo delle connessioni, un'intermodalità molto spinta, abbiamo una rete ferroviaria, anche quella molto interessante e molto utilizzata, con un trasporto pubblico. Insomma, i numeri anche sul trasporto pubblico locale che fa solo la città di Verona nella rete urbana, parliamo di decine di milioni di persone che tutti gli anni vengono trasportate con i mezzi. Sicuramente quando si parla di digitalizzazione nel trasporto si parla anche di una semplificazione dell'accessibilità ai mezzi di trasporto, perché spesso e volentieri noi parliamo di convincere le persone a lasciare la macchina, utilizziamo sempre questo esempio, lasciare la macchina in garage per poter utilizzare i mezzi di trasporto. Però è anche vero che l'accessibilità ai mezzi di trasporto, soprattutto da un punto di vista di opportunità ma di informazioni, deve essere il più accessibile possibile. Sicuramente la digitalizzazione può aiutare, anche perché nell'era degli smartphone, degli social network, di tutto ciò che è digitale, senza ovviamente dimenticare che rimane comunque una parte della popolazione che ha bisogno, diciamo, delle informazioni, degli strumenti standard, e questo non può essere dimenticato. L'anno scorso abbiamo fatto un piano regionale dei trasporti che si è presentato come un piano regionale estremamente dinamico, proprio perché la Regione del Veneto si dimostra in tema di mobilità una regione in costante cambiamento. Cioè, il Veneto del 2020 sarà completamente diverso dal Veneto del 2030. So che tra gli interventi poi ci sarà anche quello del professor Cascetta, che saluto, ma che ho il piacere veramente di avere qui oggi, che è stato il coordinatore scientifico del piano regionale dei trasporti, e con lui l'abbiamo costruito. Sicuramente unire il mondo dei trasporti col digitale, ritorno a dire, sarà affascinante, ma potrà dare dei ritorni, ma anche delle opportunità straordinarie. Quindi il piano regionale trasporti, parliamo di una mobilità sostenibile per un Veneto competitivo e connesso e competitivo, e questa competitività e questa connessione passa anche attraverso il digitale. Quindi veramente ringrazio per questo lavoro che state facendo, perché va ad integrarsi proprio con quello che stiamo facendo noi. E poi, insomma, del piano regionale dei trasporti ne parlerà anche l'ingegnere Pellegrini, che è il capo area delle infrastrutture e trasporti della Regione Veneto. Grazie mille. Grazie dell'intervento al vicepresidente De Berti. Il digitale è un'infrastruttura fondamentale che quindi è di supporto e servizio di, come diceva prima anche l'assessore Calzavara, di tutti i domini verticali in cui la Regione interviene. Fondamentale è il nuovo piano, quindi lascerei la parola all'ingegnere Elisabetta Pellegrini, direttore d'area infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, per farci raccontare i progetti attuali ma soprattutto quelli futuri. A lei, ingegnere.
Grazie, buongiorno a tutti. Io vorrei supportarmi con delle slide che chiedo alla regia se può cominciare a trasmettere. Intanto ringrazio dell'opportunità, l'hanno fatto tutti, ma anche da un punto di vista tecnico assolutamente molto importante questo tema, direi non solo per quanto riguarda l'aspetto dei trasporti, ma direi proprio tutto l'aspetto della gestione territoriale, di cui i trasporti fanno parte. La Regione del Veneto, così come credo molte altre amministrazioni, ha avuto nel tempo alcune iniziative sporadiche, non coordinate e diciamo per questo con risultati che potevano essere maggiormente efficaci, e questa è l'occasione un po' dall'avvio del lavoro che sta conducendo l'assessore Calzavara, ma anche e soprattutto per il tema che sui trasporti è stato affrontato ovviamente nel piano dei trasporti e il tema del digitale ci permetterà di arrivare a una soluzione di gestione dei dati molto efficace su vari fronti. L'illustrazione delle politiche attuali regionali passano per forza da questo piano dei trasporti e le prospettive future risulta necessario sintetizzarle per forza in un percorso che ha portato alla redazione di questo piano. Non vedo le slide. Perfetto. Forse siamo già avanti. Ok, vabbè, la prima possiamo pure saltarla. Allora, dicevo, il piano dei trasporti è stato approvato, andiamo pure avanti. Va lento. È stato approvato nel 2020 e ha definito obiettivi e strategie, le principali delle quali riguardano ovviamente l'informatizzazione del trasporto. Andiamo avanti. In che cosa si sostanzia? In piani di settore e studi propedeutici, di cui noi abbiamo già avviato il piano triennale della viabilità 21-23, il piano regionale della mobilità ciclistica, il nuovo piano regionale neve, mentre è di imminente avvio il piano della portualità turistica, della navigazione, lo strumento ricognitivo dello stato di fatto di fabbisogno della logistica del Veneto, che, come diceva anche il vicepresidente, è per Verona assolutamente prioritario, considerato che uno dei maggiori interporti europei esiste proprio e lavora qui a Verona. In cosa si struttura il piano? Il piano si struttura in 8 obiettivi, 8 strategie e 37 azioni. Tra gli obiettivi principali, andiamo pure avanti, qua avete tutto l'elenco degli obiettivi, ovviamente sono obiettivi che riguardano vari ambiti, tra cui anche quello dell'informatizzazione, le strategie lo stesso, segnalo la 7, andiamo avanti. E dopo le strategie, le 37 azioni e declinazioni su interventi di invarianti, project review e fabbisogni fattibilità. Procediamo. L'obiettivo 5 degli 8 che abbiamo visto riferisce proprio di accrescere la funzionalità e la sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto. Le infrastrutture stradali dotate di sistemi ITS, Intelligent Transportation System, per la sicurezza e il monitoraggio in grado di dialogare con i veicoli. Il monitoraggio con le tecnologie di avanguardia dei manufatti della rete viaria regionale, ponti, viadotti, cavalcavie che si appoggiano a sistemi satellitari. In alcuni casi, dopo vediamo dove li abbiamo già realizzati. Adesso questa è la norma e l'indirizzo che il Consiglio regionale ci ha dato, e poi vediamo in quali casi abbiamo già attuato o siamo in fase di lavorazione per capire con quali risorse abbiamo inteso operare. C'è anche l'obiettivo 6, che è promuovere il Veneto come laboratorio per le nuove tecnologie di mobilità,
e questo, come diceva appunto anche, riferiva la vicepresidenza, vorremmo farlo partire da Verona e poi vediamo per quale motivo e con quale progetto. Il piano promuove l'applicazione di nuove tecnologie, nuovi paradigmi della mobilità al fine di offrire migliori servizi ai cittadini, ma non solo, anche, poi vediamo come lo decliniamo, anche per gli enti pubblici. Andiamo avanti. Poi abbiamo la strategia 7 che promuove e sostiene lo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità. Da qui declinano 4 azioni ben precise in questo ambito. La prima è definire un approccio integrato degli standard tecnologici per lo sviluppo di un ambiente unico ICT e ITS regionale. La seconda è attuare provvedimenti per lo sviluppo di applicazioni di nuove tecnologie per il trasporto passeggeri e merci condivise con i cittadini. La terza è sostenere lo sviluppo di applicazioni ICT e ITS per le piccole e medie imprese. E la quarta, infine, è sviluppare tecnologie smart road per gli assi della viabilità regionale primaria. Quindi qua abbiamo addirittura, oltre alla definizione degli obiettivi e delle strategie complessive, declinate le variazioni da dover portare avanti. Cosa stiamo facendo? Nella programmazione, con quali fondi? Intanto, nella programmazione 21-27, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR, sul €1 miliardo che lo Stato ha finanziato, 400 milioni sono per i trasporti, di cui 58 per la mobilità urbana sostenibile. E quindi non c'è ancora una definizione esatta di quanti fondi, non c'è ancora la decisione ufficiale, però già capiamo che che lo Stato è sensibile e conseguentemente a cascata a tutti gli enti a questo tema che riteniamo assolutamente prioritario. Andiamo avanti. Oltre alla programmazione FESR, in questo momento ovviamente non potevamo non parlare di Recovery Fund, Next Generation e Unione Europea. Qui noi abbiamo fatto un primo piano, il cosiddetto PRRR, quello regionale, che è stato adottato già nel novembre dell'anno scorso come proposizione allo Stato in maniera tale da dare contezza a chi a livello centrale doveva inserire la programmazione generale per tutto l'ente e per tutto lo Stato, scusate, e poi ovviamente c'è il piano nazionale invece sempre di resistenza e resilienza, è quello trasmesso ad aprile di quest'anno. Quindi a una prima definizione degli obiettivi regionali è stata collazionata una seconda ricognizione statale che è stata poi mandata in Europa. Andiamo avanti. All'interno del piano regionale, quello adottato a novembre dell'anno scorso, noi abbiamo delle azioni specifiche che sono il sistema Smart Road, di cui parlerà poi anche un ingegnere di una nostra concessionaria, la bigliettazione elettronica unica del servizio di TPL, un progetto molto interessante che è il PIMOT, Piattaforma Intelligente di Monitoraggio Territoriale e Regionale, che è stato strutturato all'interno della Regione del Veneto insieme all'area di gestione del territorio e che è uno strumento di raccolta, analisi, modellazione e gestione dei dati di monitoraggio territoriale che vorremmo mettere in piedi, basato su tecniche di big data analysis e business intelligence, condiviso tra gli uffici regionali e in prospettiva, la nostra prospettiva sarebbe poi quella molto ambiziosa che arrivasse anche allo Stato e di condividerla quindi sia verso l'alto che verso il basso. Andiamo avanti. Quindi noi stiamo lavorando su 2 fronti con le innovazioni digitali nell'ambito dei trasporti. Uno è quello interno all'amministrazione, dove stiamo organizzandoci per mettere in piedi questa raccolta di dati sui trasporti, di analisi e monitoraggio che saranno utili alla pianificazione e alla programmazione,
Stiamo ipotizzando un sistema di raccolta dei flussi di dati, dei flussi di trasporto in tempo reale attraverso le celle telefoniche, che possono quindi molto agevolare il lavoro sia della regione, ma se coordinato e gestito e offerto anche delle altre amministrazioni, come si diceva, verso il basso ma anche verso l'alto. Ma soprattutto potremmo avere una banca dati univoca, che oggettivamente rilevata e univoca. E poi abbiamo invece verso l'esterno dell'amministrazione ovviamente tutta la parte che riguarda l'organizzazione dei servizi dei trasporti sulle varie modalità, quindi parliamo di acqua, ferro e gomma, e per persone e cose, e non solo di trasporto pubblico locale, perché quando parliamo di smart road sono anche servizi per il trasporto privato su gomma. Andiamo avanti. Questi sono obiettivi principali che sono interno all'amministrazione per il rilevamento in tempo reale dei flussi di traffico e di merci e di persone e come dicevo prima, su gomma in tempo reale per quantità e per origine e destinazione, perché la parte interessante dell'eventuale, anzi del rilevamento per celle telefoniche sarebbe proprio che oltre alla quantità dei veicoli che passano per una data sezione, riusciamo a capire attraverso i due estremi del percorso effettuato l'origine e la destinazione, che è fondamentale per fare tutte le ipotesi di simulazione e quindi verificare le pianificazioni già a priori quanto possono essere efficaci. Non solo, ma queste potrebbero dare, questo sistema potrebbe dare informazioni molto utili e molto importanti appunto per le smart road. Pensiamo che oggi sono prevalentemente sulle autostrade e su alcune tratte principali di strade secondarie, cioè di strade non a pagamento, quindi meno gestite, ma che domani potrebbero essere per tutti i flussi di traffico presenti su tutto il territorio. Quindi questa sarebbe una situazione interessante. L'altro fronte su cui all'interno l'obiettivo interno mira a trattare è quello della raccolta dei dati del TPL, sia su ferro sia su gomma, attraverso la condivisione di una piattaforma condivisa informatica, in maniera tale che anche in questo caso possa esserci in rete un dato importante o più dati importanti che possono permettere ovviamente le decisioni in ambito di pianificazione e di programmazione. Andiamo avanti, invece vediamo cosa stiamo facendo verso l'esterno. Verso l'esterno abbiamo già delle azioni in fase di realizzazione. Una cosa di cui già sia il vice sindaco sia gli assessori regionali hanno parlato è la digitalizzazione del trasporto pubblico locale nel Veneto. Con la piattaforma gli abbiamo dato il nome Mobility as a Service MaaS. Per iniziare stiamo sperimentando, siamo alla fase di start-up di sperimentazione dalla città proprio di Verona. Abbiamo preso un percorso tipo con varie modalità da Venezia a Verona, anche perché riteniamo che sia uno dei tratti maggiormente interessanti anche da un punto di vista turistico e che quindi possa essere ben rappresentante delle difficoltà una volta che sperimenteremo e quindi delle eventuali rettifiche che dovremo fare. Certamente è un progetto molto ambizioso, non facile, perché mette insieme parecchi soggetti che devono collaborare, basti pensare solo e esclusivamente anche solo ai parecchi gestori che abbiamo nel sistema dei trasporti, alle diverse modalità, ai diversi sistemi di bigliettazione e di calcolo del biglietto, quindi fare un biglietto unico che si riesce ad acquistare attraverso il proprio iPhone certamente è un obiettivo molto interessante
apprezzabile per ogni cittadino, ma non così semplice da realizzare. Ecco perché servirà una sperimentazione che partirà presumibilmente con l'anno nuovo, in primavera, e che vedrà, in base alle problematiche che rileveremo, quanto tempo potrà andare avanti. E poi andiamo avanti, abbiamo alcune potenzialità che potrebbero partire proprio da Verona, che riguardano la digitalizzazione nella logistica. C'è un sistema, Freight Village System, per la gestione operativa dei processi logistici per gli interporti e le piastre logistiche, che già in altri ambiti è in fase di utilizzo e che potrebbe essere in maniera interessante. Anche l'interporto di Quadrante Europa potrebbe essere il banco di prova qui nel Veneto per un interporto internazionale all'avanguardia, già com'è, ma che potrebbe offrire da un punto di vista tecnologico un ulteriore chance di sviluppo anche per gli operatori economici. Ecco, questi sono i fronti su cui noi siamo impegnati. A breve avremo il completamento di queste pianificazioni che abbiamo visto e anche dei progetti che siamo andati a definire, che stiamo definendo. Da qui, da Verona, poi, visti gli esiti, vorremmo partire per procedere su tutto il resto del Veneto, dando sempre un occhio a quello che succede a livello centrale per non essere disgiunti dallo Stato, dai programmi dello Stato, e naturalmente riversando gli aspetti positivi sulle amministrazioni locali. Grazie. Grazie all'ingegnere Pellegrini, che ci ha fatto una rassegna molto analitica, ma soprattutto molto ricca delle diverse iniziative che la Regione sta portando avanti, come diceva correttamente lei, partendo dall'analisi dei dati, big data, abilitazione unica, sempre in una logica di rendere il Veneto più competitivo e anche più sostenibile e migliorare la vita e la qualità della vita dei cittadini, come citava prima il caso dell'abilitazione unica. Non facile, ma sicuramente una sfida da cogliere. Passerei la parola adesso al professor Cascetta, che è collegato in streaming, a cui lasciamo questo quarto d'ora con questa domanda semplicissima, che è nel titolo del suo intervento: come cambierà la mobilità e i trasporti nei prossimi 5 anni? Non so se un quarto d'ora possa essere sufficiente, però questi sono i tempi. A lei, professore. Grazie, buongiorno a tutti. È un'occasione, come dire, che mi consente anche di rivedere, sebbene da remoto, tante persone, a iniziare dalla vicepresidente Elisa De Berti, con la quale abbiamo lavorato, direi, molto intensamente nei mesi e negli anni scorsi per arrivare a quel piano dei trasporti regionali, dei trasporti del Veneto, che lei citava come un esempio. E io lo posso confermare a livello scientifico, a livello accademico. Questo piano veramente rappresenta un piano di nuova generazione. Perché un piano di nuova generazione? Perché è un piano che riconosce esplicitamente il livello di incertezza che caratterizza i sistemi economici e territoriali del nostro tempo. In termini tecnici si parla di deep uncertainty, cioè un'incertezza profonda che non ci consente di prevedere quello che succederà a 10, a 20 anni e neanche ai 5 a cui avete fatto riferimento nella domanda. Siamo in una fase, come dire, questo per la verità, questa profonda incertezza noi l'avevamo già individuata e riconosciuta prima dell'arrivo del Covid, perché i lavori tecnici del piano si sono svolti nel 2019, anche se poi è stato approvato nel 2020, proprio durante la pandemia. Quindi anche prima dell'arrivo del Covid avevamo individuato nella impossibilità di prevedere scenari di medio e lungo periodo una delle caratteristiche del tempo nel quale stiamo vivendo. A maggior ragione questa necessità, come dire, si riconferma in una fase post-pandemica in cui gli studiosi dei sistemi economici e sociali parlano addirittura di no normal. Vi ricordate, all'inizio del Covid la parola d'ordine era new normal, cioè dovremo trovare il sistema geopolitico, economico e a scalare tutti i sistemi
dovranno trovare una nuova normalità, diversa da quella di prima, perché sono cambiate in modo radicale alcuni elementi, no? I nostri comportamenti, per esempio, facevate prima riferimento alla capacità delle persone di connettersi e di usare la rete per i servizi, eccetera, eccetera. Quindi una nuova normalità, new normal. Adesso si sta cominciando a pensare che non ci sarà un normal, cioè il sistema non è detto che raggiunga una nuova configurazione di equilibrio che vada avanti per qualche decennio, ma che si è messo in moto per effetto del Covid e per effetto delle sfide ambientali che abbiamo di fronte, un meccanismo di continuo cambiamento, di continua evoluzione. E il termine che si è usato, che si usa per individuare questa situazione è proprio no normal. In questo contesto no normal, prendere decisioni è particolarmente complicato, quindi bisogna farlo in modo dinamico, osservando quello che succede, anticipando possibilmente alcune tendenze, e questo richiede una capacità, come dire, di osservazione e di elaborazioni non comuni nel mondo, ma non comuni soprattutto nel nostro paese, dove la pubblica amministrazione non ha mai brillato, diciamocelo con franchezza, per capacità, come dire, di analisi e di prospezione. E invece questo piano punta proprio a questo. Nel settore dei trasporti questa situazione, come dire, di no normal è certa. Gli studiosi di storia dei trasporti vedono questa fase, questo periodo storico come il periodo della settima rivoluzione dei trasporti. Ce ne sono state 6 nella storia dell'umanità, dalla ruota fino alla logistica dei container, questa è la settima. Che cosa significa una rivoluzione? Una rivoluzione significa un periodo di cambiamenti tecnologici disruptive, cioè che modificano profondamente il modo di funzionare di alcuni mercati, di alcuni aspetti della società, e che in breve periodo possono appunto cambiare le cose. Sono dei game changer. Storicamente i game changer sono stati sempre collegati a una tecnologia, a un driver, diciamo così, di cambiamento. La prima rivoluzione è stata quella collegata alla domesticazione degli animali, per cui invece di portare le cose a mano, come abbiamo fatto per oltre 250.000 anni, l'Homo sapiens ha iniziato a usare i cavalli e i buoi per trasportare le cose. Poi c'è stata la vela, poi c'è stata la ruota, il carro, poi millenni di fermo, poi c'è stata la macchina a vapore, poi c'è stato il motore a combustione interna e poi c'è stata la rivoluzione del container e della logistica che ci ha consegnato un mondo globalizzato così come è il mondo di oggi. Senza quella rivoluzione non compreremmo le mascherine da pochi millesimi in Cina per usarle a 15.000 chilometri di distanza. Adesso stiamo vivendo la settima rivoluzione. Questa settima rivoluzione perché è particolarmente importante? Perché non è una sola innovazione tecnologica che se la tira il motore a combustione interna, quindi il secolo del petrolio. Prima il motore a vapore, il secolo del carbone. Questa rivoluzione è tirata da 3 innovazioni tecnologiche disruptive che sono tutte e 3 già in funzione, quindi non è che partiranno, già ci sono. La prima di queste 3 innovazioni è la guida autonoma dei mezzi e dei veicoli di trasporto. Sapete bene che insomma si sta lavorando ormai intensamente, si stanno investendo miliardi di euro all'anno per arrivare a veicoli che guidano da soli. Siamo molto diciamo, avanzati dal punto di vista tecnologico. Le auto che compriamo oggi hanno già un livello di automazione 2 e già sono sul mercato, iniziano ad essere sul mercato veicoli con livello di automazione 3. Il livello di automazione 4 e 5 sono quelli in cui noi possiamo anche non guidare,
non guidare in certi ambiti, per esempio l'autostrada, o non guidare proprio, non ci sarà proprio neanche più il volante in tutti i contesti. Quindi questo è già in corso, già ci sono auto che guidano da sole. Le Google Car hanno fatto milioni di chilometri e le case automobilistiche stanno investendo miliardi per arrivare ai livelli 4 e 5. È solo una questione di time to market, quando arriveranno sul mercato. E questo riguarderà anche il trasporto pubblico, riguarderà anche il trasporto delle merci, riguarderà tutto. Già ci sono le metropolitane che guidano da sole da decenni. Ci saranno i treni che guidano da soli, le navi, alcune già sono in funzione alcune prime navi che guidano da soli. Quindi veicoli autonomi, già in corsa. Secondo driver della rivoluzione, della settima rivoluzione dei trasporti, è la transizione energetica. Abbiamo detto il secolo scorso è stato il secolo del petrolio, dopo il secolo del carbone il pianeta non se lo permette più, non se lo può più permettere. E quindi abbiamo obiettivi stringenti e ambiziosissimi. Fit for 55 significa che noi come Unione Europea ci siamo impegnati a ridurre il 55% per il 2030 le emissioni di CO2 e quindi veicoli elettrici, idrogeno, metano, biometano, insomma una vera e propria rivoluzione che si sta facendo adesso e non sappiamo dove andrà a finire. E non sappiamo neanche se ci sarà un unico vettore energetico che servirà a tutta la mobilità come è stato nel secolo scorso. Nel secolo scorso il petrolio con i suoi derivati, quindi benzina, gasolio e gas, è stato praticamente il signore dei trasporti. Tutto andava a petrolio, dagli aerei fino alle nostre auto, no? Nel futuro non è detto che sarà così. L'elettricità sicuramente avrà un grandissimo ruolo per i veicoli di piccole e medie dimensioni, le automobili, già abbiamo l'ibrido, il full electric, eccetera, eccetera. Per i mezzi pesanti non sappiamo come andrà a finire la storia e quindi diciamo la logistica è la parte, come dire, più incerta di questo sviluppo. Secondo elemento di trasformazione. Il terzo, che è quello più vicino al tema che trattiamo oggi, è la rivoluzione, diciamo, è l'innovazione della smart mobility. Smart mobility significa una mobilità che usa in modo significativo, sostanziale, dati e informazioni per varie finalità. Io ne elenco 5. La prima è quella della informazione agli utenti. Anche qua nessuno di noi si immagina di guidare in una città che non conosce o di andare in un luogo in cui non è perfettamente familiare senza mettere su un navigatore che ti dà in tempo reale le condizioni di congestione e i possibili percorsi alternativi. È ancora troppo poco quello che riceviamo come informazione rispetto a quello che potremmo ricevere in un uso ottimale dei dati. È ancora troppo poco. Non c'è per esempio una capacità di prevedere che cosa succederà se io voglio partire fra un'ora e non adesso. Il secondo elemento della smart mobility è l'ottimizzazione dell'uso dei veicoli. Questo, vedete, è particolarmente importante perché il 55% di CO2 non si raggiungerà mai cambiando il parco dei veicoli, né degli autoveicoli, né dei mezzi pesanti. Pensate che i tassi di cambiamento all'anno in Italia vanno fra il 2 e il 3%, quindi in 10 anni si cambia il 20%, il 30% del parco. Quindi significa che il restante 70-80 sarà il parco vecchio, che quindi non consentirà quel 55% di riduzione. Quindi per ridurre le emissioni clima alteranti noi dobbiamo pensare a modalità di trasporto più intelligenti, più smart, appunto, che ci consentono per esempio di usare meglio i veicoli che si muovono. Oggi abbiamo veicoli, le automobili in ambito urbano hanno un coefficiente di riempimento di 1,1, 1,2, cioè significa che ogni auto che magari pesa 1 tonnellata, perché un bel SUV, c'è una persona che dentro. Così come
la merce più trasportata dagli autocarri in tutto il mondo è l'aria. Più del 50% del trasporto è a vuoto, e anche per i contenitori è così. Quindi ridurre di pochi punti percentuali i voti, sia per le persone che per le merci, ottimizzare il riempimento dei veicoli è una grande opportunità di ridurre le emissioni inquinanti. Quindi ci sono tanti servizi che cominciano per le persone di carpooling, cioè di sistemi, e qui i social possono moltissimo, perché è chiaro che il principale problema al carpooling è il fatto che non si conosce la persona, ma se le persone sono parte di reti è tutto molto più fattibile. E quindi questo è un settore che ha grandi possibilità. La terza sono le MaaS, le Mobility as a Service, quindi nuove forme di mobilità, per esempio lo sharing. Io non possiedo più un veicolo, non possiedo più una motocicletta, non possiedo più una bici, uso quella per quando mi serve, come mi serve. Qui senza infomobilità non ci sarebbero gli sharing, ci sono in tante città, e proprio perché io ho il cellulare posso sapere esattamente dove sta la bicicletta libera, me la vado a prendere col telefonino, diciamo così, me la sblocco e la uso. Quindi è veramente, senza smartness non ci sarebbero sharing. Ancora, smart pricing, ne avete accennato oggi, ma è veramente incredibile che ancora usiamo i biglietti di carta e che dobbiamo fare il biglietto al giornalaio per usare un treno, un autobus o un parcheggio. E nelle cose che noi già abbiamo la possibilità tecnologica, non ci siamo ancora arrivati organizzativamente, non ci siamo ancora arrivati come norme, ma noi avremmo la possibilità tecnologica di fare il trip pricing, non il road pricing, il trip pricing. Quindi io pago lo spostamento che faccio, che sarà uno spostamento multimodale, magari un pezzo lo faccio con l'auto sull'autostrada, pago, esco, c'è un parcheggio di interscambio, lo pago, e di lì c'è un bel treno che mi porta in centro città e lo pago. Quindi io con un solo clic, diciamo così, mi pago tutto il viaggio. E questo viaggio può costare in modo diverso a secondo di quanto io inquino, di quanto diciamo uso strade congestionate o orari congestionati, e quindi c'è un disincentivo e io aggiungo un incentivo, perché io posso anche ricevere dei bonus se uso, diciamo così, orario, infrastrutture meno congestionate. Quindi veramente lo smart pricing ci consente cose impensabili oggi. Ripeto, la tecnologia c'è, bisogna avere il progetto. E infine c'è una funzione di tutta questa dati, diciamo, che ci consentono n servizi per l'utenza, che è per la pubblica amministrazione. Anche questo è stato citato molto bene dall'ingegner Pellegrini, cioè la possibilità di avere questi dati per conoscere in tempo reale che cosa sta succedendo, cosa sta cambiando nel mio sistema di mobilità di persone e cose, e possibilmente calibrare modelli di simulazione del sistema che ci consentono di anticipare ciò che succederà lunedì prossimo, perché è previsto che piove. Quindi tutto questo è veramente messo insieme, fa la rivoluzione, la settima rivoluzione, e quindi è importante che a questa rivoluzione si partecipi da protagonisti e non da spettatori. Per questo nel piano abbiamo inserito una strategia 7, che è lo sviluppo di tecnologie e servizi per la mobilità in Veneto. Si tratta di creare un ecosistema veneto in cui le imprese di trasporto, la pubblica amministrazione, le imprese di trasporto, le università, le imprese di produzione, diciamo, di sistemi, software, hardware, eccetera, insieme si alimentino a vicenda per, come dire, fare del Veneto un vero e proprio laboratorio. E questa opportunità di fare del Veneto un protagonista della settima rivoluzione dei trasporti è rafforzata dal fatto che il Veneto avrà una vetrina stratosferica con le Olimpiadi di Milano e Cortina. Quindi tutto quello che si farà
così come è stato per Londra nel 2012, per Los Angeles nell'84. Quindi tutta quella innovazione che si riuscirà a mettere in campo in questi anni, quindi quando lei mi chiede 5 anni, io direi il massimo possibile, perché c'è l'opportunità non solamente di risorse nuove che arrivano, PNRR, eccetera, ma la possibilità di usare quelle risorse non solamente per fare cose più utili ai cittadini e alla pubblica amministrazione, ma anche qualcosa che attraverso la vetrina che il Veneto avrà in tutto il mondo, di poter essere, la Lombardia lo farà, Quindi è il Veneto che deve mettersi, come dire, già c'è un cluster tecnologico lombardo, non c'è un cluster tecnologico del Veneto. Io sono il presidente del cluster nazionale delle tecnologie per i trasporti. Quindi è importante che si crei un ecosistema in cui l'innovazione venga messo a fattor comune. Ci sono alcune buone pratiche, la Smart Road di cui si diceva prima con la CAV è un esempio, io la sto seguendo bene da vicino, sarà una best practice a livello nazionale e internazionale. Però dico, questa best practice va messa insieme a quello che si farà per il TPL, va messo insieme a quello che si farà per la logistica, perché ci sono tante sinergie possibili, tante possibili, come dire, ibridazioni che da una esperienza ricavano informazioni, elementi, spunti per poter essere trasferiti a un'altra esperienza. E infatti, e con questo concludo, forse ho rubato anche troppo tempo, una delle strategie, la strategia 8 del piano regionale dei trasporti, prevede la nuova governance dei trasporti nel Veneto. E nella nuova governance c'è la istituzione di una struttura tecnica di piano. Ecco, io penso che questa sia una iniziativa da mettere in campo, non le ho lette fra quelle indicate, di attuazione del piano. Io questa da studioso, ma anche da persona, come dire, che vede quello che sta succedendo nel resto d'Italia e nel resto del mondo in questo settore, la metterei rapidamente in campo, coinvolgendo imprese e università, in modo da, come dire, ripeto, dare al Veneto quella possibilità di partecipare da protagonista alla 7ª rivoluzione dei trasporti, che sicuramente ci sarà, non è un se, è solo un quando. E questo quando dipende ovviamente poi dagli investimenti che si fanno e dalla capacità di un territorio di utilizzare quegli investimenti per ottenere delle ricadute industriali, ma anche di qualità della vita, di riduzione degli impatti inquinanti del trasporto e di informazione. Guardate, il Veneto è una regione turistica, è una delle principali, la principale regione turistica italiana. I dati del piano lo dicono con chiarezza. Ma i turisti del 2025, del 2030, si muoveranno in un altro modo, si aspetteranno di trovare altri servizi, avremo realtà aumentate, cioè sarà con gli occhiali, guarderanno il campanile di San Marco e gli compariranno davanti tutta una serie di informazioni, se loro le vogliono, sul campanile di San Marco. Quindi questa aspettativa, no, da parte del turista deve essere intercettata anche sul tema della mobilità, cioè si aspetta il turista di arrivare in Veneto e di sapere che per andare a Cortina c'è un certo tempo di viaggio, sono certe code, che magari è meglio partire 10 minuti prima o 10 minuti dopo. E io aggiungo, per andare a Cortina si potrebbe anche immaginare quello smart pricing che dicevamo prima. Non è gratis, può non essere gratis se c'è l'ora di punta e se tutti vogliono andare nello stesso momento, ma attraverso la leva del prezzo poter regolare, diciamo così, il deflusso, dare tutte le informazioni in modo da ottimizzare l'accesso e non dare della Perla delle Dolomiti l'immagine di un luogo bello ma inaccessibile. Ecco, insomma, ho fatto solo alcune riflessioni che spero siano utili per la messa a terra, per lo sviluppo di questo progetto della digitalizzazione, dell'agenda digitale della Regione Veneto, da cui veramente ci si può attendere moltissimo. Grazie. Bene,
Grazie al professor Cascetta che ci ha guidato veramente con molti particolari in questa 7ª rivoluzione dei trasporti, e abbiamo capito come il tema della smart mobility sia centrale. Abbiamo capito come in realtà per raggiungerla e cogliere questa 7ª rivoluzione ci sono molti fattori da tener conto e molti attori da coinvolgere, e sicuramente questo aspetto dell'ecosistema è un aspetto fondamentale. Quindi grazie veramente, perché gli spunti sono stati numerosi. Sulla base di questi spunti avviamo la seconda parte del nostro incontro, il laboratorio di co-design. Abbiamo 3 laboratori di co-design. Permettetemi di ringraziare veramente i moderatori, i facilitatori dei 3 laboratori che ci guideranno in questa attività di interazione e raccolta di spunti per la nuova agenda digitale del Veneto. Il primo tavolo, il digitale per la sicurezza e il monitoraggio delle infrastrutture, abbiamo come moderatore Alessandro Zago di Veneto Strade. Il secondo tavolo, Smart Road, dalla sicurezza alla gestione dei flussi, era il caso che veniva più volte citato anche precedentemente, è guidato il facilitatore, il dottor e l'ingegnere Sabatino Fusco. E il terzo tavolo, trasporto pubblico locale, monitoraggio e governo tramite Smart Road Control Room, abbiamo invece l'ingegnere Bruno Pezzuto del Comune di Verona. Sono le 11:40, abbiamo quindi la possibilità di lavorare un'ora, ci vediamo alle 12:40 sempre nella sessione plenaria per la restituzione dei lavori. Avete sulla destra i link delle stanze dei 3 laboratori, vi auguro veramente buon lavoro e ci vediamo qui fra un'ora. Grazie mille, a presto. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Entriamo nella terza parte della nostra mattinata, siamo ormai verso la fine e prima di lasciare la parola ai 3 facilitatori di 3 tavoli vi sottoponiamo un brevissimo questionario che ci permetterà di raccogliere una serie di indicazioni sulle tendenze, le implicazioni, i vostri approcci per il tema dell'agenda digitale del Veneto. Quindi chiedo alla regia di inviarlo in sovrapposizione e di rispondere al questionario via Zoom. Nel frattempo, mentre voi rispondete, permettete di fare dei ringraziamenti. Ringraziamo sicuramente il Comune di Verona e l'Innovation Lab 3700 che ci ospita e che ci ha supportato operativamente e non solo in questa giornata di oggi. E poi permettetemi di ringraziare la Direzione Infrastrutture e Trasporti, il dottor Delia e anche Eleonora Malengo, che ci hanno dato una mano attiva nella costruzione del panel e nella condivisione degli obiettivi di questa giornata. Siamo qui adesso invece per la restituzione dei lavori. Passerei la parola direttamente a Alessandro Zago, che era il moderatore del digitale per la sicurezza e il monitoraggio delle infrastrutture, al netto di alcuni problemi con un video che non partiva, ma poi siamo riusciti a risolvere. Come è andato il tavolo? Che cosa è emerso? Quali sono gli spunti che dobbiamo trattenere? Grazie a tutti, grazie a voi per l'organizzazione, grazie alla Regione Veneto che mi ha coinvolto in questo evento. Che dire, io ho cercato di portare l'esperienza di Veneto Strade in questo convegno. Veneto Strade è ovviamente attenta ai sistemi di monitoraggio, attenta all'implementazione dei sistemi stessi, sta cercando da diversi anni di sperimentare diversi sistemi di monitoraggio che possono essere di tipo tensionale e deformativo, ma anche di tipo statistico. Noi abbiamo l'esigenza sia di capire come lo stato di salute delle infrastrutture, ma sia anche monitorarle nel tempo e vedere anche la deriva stessa delle infrastrutture nel tempo. Questo ci permette di organizzare sia una
manutenzione straordinaria più accurata, ma sia anche capire quando un'infrastruttura deve essere interrotta al traffico e deve essere messa in sicurezza in maniera più importante. Ovviamente i sistemi di monitoraggio non sono l'unica strumentazione, esistono anche delle ispezioni innovative, esistono fotogrammetria tramite termoscanner, esistono vari tipi di indagini, le indagini diventano sempre più accurate, sempre più digitali appunto, e questo ci permette di essere innovativi e di poter, come dire, riconsegnare un'infrastruttura sicura e che possa durare nel tempo. È pensabile a un monitoraggio estensivo di tutta l'infrastruttura o fra quanto ci arriveremo? È pensabile, ovviamente bisogna cercare di ottimizzare i punti di indagine, spesso i sistemi di monitoraggio sono ridondanti, a volte devono essere semplificati e quindi resi più semplici. Se questo succede, se questo accade, ovviamente si abbassano anche relativamente i costi ed è possibile estendere il monitoraggio a tutte le infrastrutture. Grazie a Alessandro, veramente molto interessante. Passerei la parola a Sabatino Fusco che ci racconterà del tema Smart Road e dell'esperienza diretta promossa da CAV proprio in proiezione di Milano Cortina 2026, che sappiamo tutti essere un fattore di accelerazione importante per il nostro Veneto. Buongiorno e grazie per l'invito ovviamente. Allora, noi nel laboratorio del Coworking 2 siamo partiti dall'esperienza CAV per delineare un po' quello che è lo scenario della Smart Road ideale. Lo scenario della Smart Road ideale è ovviamente un ambiente, un ecosistema tecnologico avanzato, basato sicuramente su alcuni elementi fondamentali come un'adeguata rete di telecomunicazione ad elevata efficienza e di bassissima latenza di veicolo di dati. È un ecosistema che è soprattutto votato a raccogliere dati, a raccoglierli in enormi data lake in cui andarli a processare attraverso tecniche di machine learning, attraverso tutto quello che ci consente l'intelligenza artificiale e a trasformarli in informazioni che nel percorso verso la guida autonoma, che è uno dei perni della Smart Road, saranno messe prima a disposizione degli utenti e poi direttamente a disposizione dei veicoli. Condivisione è un altro degli elementi fondamentali, non solo di dati raccolti attraverso i vari IoT, vale a dire quei sensori in strada, alcuni dei quali sono i veicoli stessi, ma condivisione anche tra i player della mobilità. Perché? Perché andiamo in un futuro dove il viaggio magari non sarà più un viaggio standardizzato da A a B con il veicolo di proprietà, ma probabilmente in futuro, come diceva anche il professor Cascetta, come diceva anche la vicepresidente, in futuro più che un'automobile o un altro tipo di oggetto acquisteremo un servizio per spostarci da A e B. E in questa visione è fondamentale che tutti i player della mobilità, gestori autostradali, gestori stradali, gestori del trasporto pubblico locale o delle ferrovie, delle linee aeree, degli aeroporti, mettano insieme le informazioni da fornire agli utenti di vario tipo in maniera tale da consentire loro di poter programmare un viaggio da A a B con il mezzo più efficace da un punto di vista di sicurezza, di comfort e anche ambientale per poter effettuare questo viaggio. Grazie all'ingegner Fusco che ci ha sottolineato come questa dimensione di ecosistema e quindi di collaborazione sia fondamentale per raggiungere questo importante obiettivo di Smart Road e che
dalla raccolta dati, la guida autonoma, il futuro è veramente questo. Passerei il terzo moderatore, Bruno Pezzutto, che eccolo qui. Ciao Bruno, benvenuto. Pensavamo di incrociarti per questi corridoi di Verona, ma sei dall'ufficio, quindi com'è andato il tuo tavolo di lavoro e cosa è emerso? Ma, intanto grazie, ringrazio anch'io per questa ospitalità da parte della Regione Veneto. Dunque, io ho cercato di dare un contributo partendo prima da alcune considerazioni abbastanza, adesso andrò via abbastanza veloce in maniera tale da non sottrarre tempo poi alla chiusura dell'evento, per dare un po' l'idea di dove siamo, da dove siamo partiti e quali sono poi, come dire, le aspettative nei confronti della digitalizzazione del settore dei trasporti. Ovviamente non potevamo non considerare quello che è successo negli ultimi 2 anni e quindi il crollo quasi verticale della domanda di trasporto pubblico e quindi la propensione da parte dell'utente a cambiare il proprio spostamento anche in funzione di quelle che sono state poi le caratteristiche durante il lockdown, l'aumento vertiginoso del lavoro agile, lo smart working, che di fatto però in realtà dal 15 di ottobre dovrebbe progressivamente rientrare. E quindi per esempio la diminuzione di oltre il 20% della propensione all'uso del trasporto pubblico. Chi non utilizza più il mezzo pubblico si è spostato sostanzialmente per quasi la metà verso il mezzo privato, per vari motivi di preoccupazione, di pericolo, di contagio, di promiscuità a bordo dei mezzi e quindi con tutte le problematiche del caso. E come si fa a recuperare questa capacità, questa attrattiva e soprattutto ritornare verso degli approcci di mobilità sostenibile all'interno delle aree urbane? Sicuramente attraverso i cambi di paradigma, così come li ha definiti eSport, e quindi cambiare modalità di approccio da parte delle autorità, ma anche da parte degli operatori. E come si può fare questo? Attraverso la digitalizzazione che ci offre la possibilità di implementare piattaforme, come diceva anche l'assessore regionale De Berti questa mattina, attraverso il MAS, che è il Mobility as a Service, e cioè la capacità di ragionare non più in termini di modi di trasporto da utilizzare, ma in termini di esigenza dello spostamento, fino a un modello di mobility management integrato, a governance pubblica, in maniera da coprire sia la parte relativa al traffico privato, al trasporto merci, quello passeggeri, e quindi riuscire a fluidificare al meglio quella che è la mobilità. Ovviamente la digitalizzazione aiuterà sicuramente nella bigliettazione e nel sistema dei pagamenti. Bisogna passare attraverso la condivisione dei dati, perché altrimenti non si riesce poi ovviamente a mettere in piedi questo tipo di piattaforme attraverso protocolli standard di comunicazione. E un punto su cui cerchiamo di rimarcare sempre l'attenzione è la governance condivisa, pubblica, privata. Questo è molto importante. Le linee guida del MAS che con TTS Italia abbiamo definito insieme al Ministero delle Infrastrutture, la possibilità di avere un'unica piattaforma, la possibilità di attivare più canali con cui l'utente può evidentemente approcciare la propria esigenza di spostamento, sia attraverso chiavi pubbliche, sia attraverso chiavi private, attraverso l'uso collettivo o piuttosto l'uso individuale, e attraverso un modello più o meno articolato che possa prevedere la possibilità di intervento sia del soggetto pubblico che del soggetto privato. In sintesi, questa è l'ultima slide dove ho cercato di sintetizzare un po' le riflessioni che abbiamo condiviso con i partecipanti, il contributo che può arrivare dalle piattaforme social per il monitoraggio e le scelte decisionali da parte delle autorità, alcune riflessioni sulle future piattaforme relativamente a cosa? All'affidabilità dei dati da parte degli operatori. Questo è un punto rilevante, molto importante. Diciamo che da questo punto di vista, sia tecnico sia amministrativo, il quadro d'insieme ci è già dato.
da mettere in relazione però anche alla capacità da parte degli operatori di conferire i dati che pure sono previsti dall'autorità di regolazione dei trasporti, la sostenibilità della mobilità elettrica. In questo senso la digitalizzazione intesa come condivisione delle informazioni su tutte le piattaforme potrebbe aiutare sicuramente l'utente a poter scegliere la propria modalità di spostamento, tenendo conto anche del fatto che comunque lo sharing, cioè la condivisione, è stata messa in crisi rispetto anche all'ultima emergenza dalla quale speriamo di uscire presto, e non dimenticando quella che è la diversità di scenario tra area urbana e piccolo centro, nel senso che sono diverse le modalità di spostamento e sono diverse le esigenze che possono esserci tra un centro di medie dimensioni e invece i piccoli centri che poi costituiscono la maggior parte dei comuni diffusi sul territorio. Alcune criticità, e chiudo, che dovremo cercare di superare sono ovviamente legate anche al mondo del trasporto pubblico, e quindi la capacità di mettere a frutto quanto prima i nuovi contratti di servizio che regoleranno le comunicazioni tra gli operatori di trasporto e le autorità, in maniera tale da superare quel gap di dati che in questo momento costituiscono forse una delle condizioni ostative maggiori rispetto all'obiettivo del MAS. E direi che con questo ho concluso, grazie. Grazie a Bruno Pezzuto che ci ha fatto un piccolo excursus di quello che hanno discusso, in particolare la contrapposizione finale era molto interessante tra le importanti e reali opportunità digitali e una normativa che ancora non riesce a valorizzarle appieno. Per le conclusioni ci ha raggiunto il dottor Borgo, a cui spetta il compito anche oggi di provare a tirare le fila, quantomeno a rilanciare le iniziative dell'agenda digitale e a raccontarci un po' quali sono le prossime sfide. A te, Idelfo. Grazie Luca. Allora, visto che siamo rimasti in orario, cerco anche anch'io di rimanere in orario, non prolungandomi troppo. Vorrei partire con un elemento, diciamo, generico, in realtà no. Che cos'è intanto l'agenda digitale? No? L'agenda digitale di per sé è quel documento programmatico con il quale la Regione Veneto intende promuovere tutto quello che è l'economia del digitale. Io ho usato proprio economia del digitale proprio perché l'idea è quella che questo documento deve guidarci a costruire un Veneto che grazie a questo digitale, a questa trasformazione digitale, possa essere più attrattiva, sostenibile e essere più comunità. E con questi tre elementi, appunto, intendo attrattiva perché l'attrazione poi è proprio l'elemento, poi la base anche della nostra economia veneta. Siamo attrattivi se solamente riusciamo a attrarre le aziende che investono, ma solo se c'è una pubblica amministrazione efficiente, ci sono servizi che vengono offerti a chi viene qui a investire. E uno degli elementi fondamentali appunto è proprio anche la mobilità. Se c'è mobilità c'è anche attrazione, diciamo. Poi il secondo elemento è la sostenibilità. Sostenibilità nell'ambito, noi la vediamo chiaramente digitale, nel far sì di poter costruire un'economia che si basa sui dati, un'economia che si basa sulle conoscenze. Il dato l'abbiamo visto anche oggi, abbiamo parlato anche oggi, abbiamo affrontato il tema della mobilità. Per la mobilità è fondamentale la disponibilità di dati, è fondamentale per avere il dato, perché è un elemento principale poi per la guida autonoma, diciamo. La conoscenza del dato poi per noi vorremmo proprio investire e far sì che diventi sostenibile perché si possa creare proprio un'economia basata sui dati. La pubblica amministrazione è un grande tesoro che ha i dati. Riusciamo solamente a valorizzarli solo se li mettiamo a disposizione dei dati. Il terzo elemento in cui ho accennato è la comunità. Comunità perché noi riteniamo che solamente con un approccio dal basso si riesca a portare, diciamo, costruire qualcosa diciamo, di positivo. Ricordo che il Veneto è una situazione unica proprio nel suo genere. Se guardiamo il Veneto dall'alto vediamo terra, vediamo mare, vediamo montagne, vediamo laghi, abbiamo tutto in realtà. Tutto questo però corrisponde anche a una grande diversità che per noi risulta fondamentale proprio il confronto col territorio, perché abbiamo fatto anche questi incontri qua itineranti nel territorio, perché siamo coscienti che solamente chi abita nel territorio conosce i propri problemi, sa esprimere quali sono le esigenze di quel territorio. Ecco, quindi questi sono questi tre elementi. Ma questo anche per dire poi che
E l'agenda digitale non è un documento sterile che si ferma a essere scritto su una carta, che poi la carta cambia e va via nel tempo, diciamo. Vorrei anche ricordare che grazie anche a tutte le attività che abbiamo fatto dell'agenda digitale negli anni scorsi, in questi anni qua, diciamo, siamo riusciti a portare grandi risultati. Innanzitutto ricordo, visto che oggi siamo ospitati dall'Innovation Lab di Verona, e grazie anche all'agenda digitale siamo riusciti a finanziare la crescita e la nascita di 10 Innovation Lab nel territorio della Regione del Veneto, e con collegati adesso 125 palestre digitali che si occupano di non solamente trasformazione, ma si occupano anche di trasferire le competenze digitali, diciamo. Poi do solamente 3 elementi per non prolungarmi troppo. Ricordo che la Regione Veneto è la prima regione italiana per numero di transazioni su Pago PA di tutti i pagamenti del digitale. Ci sono 540 comuni su 563 che passano attraverso le nostre piattaforme che mettiamo a disposizione appunto per i pagamenti. La Regione Veneto anche, ricordo, è la prima regione italiana ad avere anche una piattaforma che per la gestione della ZTL integrata. Lo dico anche con orgoglio, non solamente perché siamo la prima regione, ma anche perché proprio è nata proprio questa piattaforma grazie anche alle grandi competenze che proprio il Comune di Verona ha messo a disposizione per la nascita di questa piattaforma. Ultimo elemento poi, attraverso l'agenda digitale abbiamo anche lavorato molto per costruire le competenze necessarie a questa trasformazione digitale. Ricordo che nel Veneto, grazie a questo cluster delle competenze digitali, abbiamo incontrato 3.000 operatori, abbiamo creato 7 gruppi tecnici per creare un po', trasferire queste competenze che ricordo sono notevolmente svariate, anche perché le abbiamo toccate anche oggi. Abbiamo visto che se vuoi parlare di mobilità devi cominciare a sapere a trattare i dati, quindi devi sapere anche soprattutto anche parlare di sicurezza, e qui ci aggiungo anche proprio la sicurezza del dato, che è uno degli elementi critici in questo periodo, che lo vediamo anche nei quotidiani, diciamo, ma che abbiamo cercato di trasferire proprio sul territorio. In ultimo anche poi anche il cambiamento che lo percorriamo anche attraverso anche riuscire a comunicare meglio a volte quello che facciamo. Ecco, questo è un po' giusto per spiegare che l'agenda digitale è un qualcosa che si sta attuando nel territorio. E su questo io chiuderei, lascio a te per eventuali ringraziamenti proprio della giornata. E grazie anche a te, Luca. Grazie. Direi che siamo arrivati perfettamente in orario alla chiusura di oggi. 2 brevissime comunicazioni di servizio. Il prossimo evento si terrà lunedì 18 ottobre, ci occuperemo di imprese, industria 4.0 e oltre, quindi il ruolo del digitale nel mondo delle imprese. In più vi ricordo che sul sito dell'agenda digitale del Veneto potete continuare a fornire i vostri contributi per arricchire la prossima nuova agenda digitale del Veneto. Quindi grazie a tutti e buon proseguimento a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. A presto.